Io credo che conoscere Andrea Zanzotto non servono delle iniziative, perché già chi a livello locale, nazionale e internazionale ha letto i suoi libri lo conosce, ma da sempre fa parte delle antologie di scuola. Io mi ricordo che era un orgoglio poter arrivare all'ultima pagina dell'antologia e trovare scritto poeta di Pieve di Soligo, quindi io ho 44 anni e Andrea Zanzotto sta da moltissimi decenni ormai nei libri della letteratura e della cultura italiana e anche estera. Credo che si sia arrivati a costruire una sinergia bellissima tra le varie associazioni, con il comitato, tra le varie istituzioni, per creare e mettere insieme i tanti eventi, le tante spinte che sono arrivate in questi mesi, in questi anni, proprio per ricordare da un lato il poeta e dall'altro farne tesoro dei suoi insegnamenti e immaginare, come avete potuto vedere anche dal programma, vedere dei progetti per il futuro, progetti che fanno propria la sua sensibilità, il suo richiamo ad aver cura del paesaggio e di una capacità di vivere in simbiosi con il mondo che ci è stato affidato. Ecco, credo che questo sia il filo rosso che accompagna un po' tutte le iniziative, sia quelle più estemporanee che quelle che hanno invece un mandato di durabilità nel tempo. È un territorio che sta dando prova comunque di avere una grande sensibilità. C'è un grandissimo poeta vivente che è Luciano Cecchinella, amico di Andrea Zanzotto, che vive a pochissimi chilometri da qua. Credo che il lavoro vada fatto con le scuole, fin da piccoli i bambini vanno avvicinati al mondo della poesia, della letteratura, e questa è sempre stata un'attenzione che c'era da parte di Andrea Zanzotto nell'insegnare, nell'essere professore, ma un'attenzione che è stata da sempre ricambiata anche dalle scuole locali o da quelle del territorio, che addirittura si sono intitolate al suo nome. Lei prima nel suo intervento parlava di questi due elementi, il paesaggio come universo e la casa. Che cosa intendeva? Sì, siccome viviamo tempi sostanzialmente dove la realtà e la virtualità, che prima erano in pratica convivevano ma senza avere un impulso comune, e sostanzialmente da adesso in avanti sostanzialmente diventano i due elementi chiave, perché nulla tornerà come prima. Quindi se noi vogliamo, e l'ho pensato anche in chiave ovviamente in relazione al turismo culturale, non a caso ho parlato appunto delle colline patrimonio UNESCO, ecco, dobbiamo esattamente fare questa cosa, cioè riuscire a tenere insieme la virtualità, quindi la piattaforma, con la realtà e quindi la casa, perché la casa è il luogo della memoria, è il luogo che speriamo appunto veda nuovamente quel turismo internazionale che fa tanto bene alla nostra economia ritornare, ovviamente non solo nella casa ma anche appunto nelle nostre meravigliose colline patrimonio dell'UNESCO, perché questa è un po' la chiave. Se noi riusciamo appunto a tenere bene insieme queste due cose, la sfida la vinceremo, perché poi la pandemia passerà e quindi noi dobbiamo investire oggi, perché così si fa, dobbiamo essere pionieri, quindi questa è un po' la chiave.